I sindaci della provincia di Agrigento, nella veste di componenti dell'ATI, Assemblea Territoriale Idrica, chiedono un incontro al prefetto Dario Caputo. A preoccupare la serissima crisi finanziaria della società Girgenti Acque, che potrebbe non essere in grado di garantire continuità al servizio. All'incontro in programma per venerdì prossimo saranno presenti anche gli attuali commissari prefettizi Gervasio Venuti e Massimo Dell'Aira. Un confronto importante volto a trovare manovre d'emergenza che scongiurino il tracollo e dunque uno stop improvviso del servizio idrico integrato. Così sembra crollare il mito Girgenti Acque, il colosso monopolista del servizio idrico colpito da interdittiva antimafia sul presidente Marco Campione, firmata dal prefetto Dario Caputo. Si smonta quella che la stessa procura ha definito una lobby trasversale che mira a intercettare i grandi processi di spesa pubblica. Un unico soggetto che ha detenuto il servizio di depurazioni, in cui la metà degli impianti sono stati sequestrati e tutti gli altri sono stati oggetto di indagine. Ma a volte tutto cambia per non cambiare. A margine di questa situazione di potenziale confusione e di crisi della società c'è chi vede un disegno preciso: far esplodere l'emergenza per evitare che ci siano i presupposti per una discussione su una gestione pubblica. A pensar male si commette peccato, ma spesso si indovina.